Oggi, 25 settembre, sono rientrata in casa e trovo questa situazione. Mi hanno scardinato la porta e trovo questa situazione e, e hanno fatto il macello. A parlare in questo video una residente di Via degli Ex Internati a Biban di Carbonera, rientrata a casa dopo 3 giorni di assenza per lavoro. E poi la brutta sorpresa: ogni stanza messa a soqquadro, armadi e cassetti aperti dai ladri che si sono introdotti nell'appartamentino al piano terra di una palazzina, forzando una porta-finestra. Addirittura il battiscoppa della cucina spostato e confusione ovunque, per poi ritrovarmi pochissima roba portata via, nel senso che sono stati portati via dei contanti e degli orecchini in oro, ma spaiati addirittura. Ai danni materiali si aggiungono quelli morali, visto che, come spesso accade, nel bottino sono finiti anche i ricordi di famiglia. Erano gli orecchini della comunione e i orecchini regalati da mia madre. Fa niente, nel senso che sono viva e va tutto bene, non ero in casa e va bene così a un certo punto. Molto probabilmente i malviventi sono entrati in azione in un giorno di forte maltempo, approfittando del rumore della pioggia per muoversi indisturbati. La proprietaria di casa ipotizza che tenessero sotto controllo la zona, visto che hanno agito proprio mentre lei era assente. Nel momento in cui sono stata via, ho portato via la macchina e non c'era nel parcheggio e quindi questo. Se a Carboneri i ladri hanno agito probabilmente di sera, in via Vittoria Pero di Breda di Piave il furto è avvenuto in pieno giorno tra le 8 e le 12, quando i genitori erano al lavoro e il figlio a scuola. Anche in questo caso i malviventi si sono introdotti nella villetta dopo aver forzato una porta-finestra. Inizialmente sono saliti al primo piano della zona notte, svuotando completamente armadi e cassetti, con gli indumenti e gli oggetti personali che vi erano contenuti sparsi sul pavimento, addirittura buttando a terra un grande mobile. Spariti alcuni orologi che erano appartenuti alla nonna, delle collane e un paio di orecchini, ricordo della cresima della padrona di casa. Poi si sono spostati al primo piano e qui hanno arraffato quello che hanno trovato: una grande friggitrice ad aria, un ferro da stiro, dei videogiochi, le cuffie e i joystick della console. Due particolari poi hanno attirato l'attenzione dei padroni di casa: dei deodoranti che si trovavano in bagno lasciati sopra il tavolo della cucina e del succo di frutta bevuto dai malviventi prima della fuga. In via Vittoria non c'è voglia di parlare, lo shock è ancora vivo, quel sentimento che unisce Pero a Biban. Amaro, tanto amaro, un po' di tristezza, il senso di essere un po' sporchi adesso in casa e quindi non avere più il luogo sicuro, il luogo del cuore a casa è un po' brutto.